Benvenuti a Sombra de Sunuragi, stagione de Satonjo. Nella poesia dedicata al sogno, Carlo Fadda ci trasporta in un mondo in armonia con la natura. L'autore impersona un uccello che vola leggero fra le fronde degli alberi e vede il mondo da una prospettiva diversa. Spesso gli esseri umani danno per scontata la capacità di sognare, una piccola abitudine relegata alla porzione di giornata dove il dominio di sé è certamente ridotto. Eppure, gran parte dei sogni prodotti nella notte altri non sono che la visualizzazione di ciò che vediamo con diversi occhi durante il giorno. L'amante della natura e della propria terra, certamente, qualche volta, si troverà a sognarla e addirittura la percorrerà in una maniera diversa, magari proprio librandosi nel cielo, per riuscire a cogliere quelle peculiarità che la natura ha permesso ai soli volatili. È ben possibile, però, che i sogni non debbano essere relegati alla mera attività onirica. È sognatore anche chi immagina una realtà diversa, chi combatte per le proprie idee e chi cerca di costruire un domani migliore per sé e per gli altri. Proprio in questi momenti si vede la differenza di chi sogna di volare in alto come un uccello e chi invece non riesce a staccare mai i piedi dal suolo. Uno biso. Dormiu in un letto manno. Appo bisau a lungo de podi bolai. In su cielo limpio andai e torrai. Castiendi desuso che senza inganno. Commento un villone in libertadi. Bessidi e torra da pustis a sonio. Legando prescidi finza a scurio. Cichendi de papai, ierru e istadi. Bella meta questa vita sana e pura. Accogliendi de matta in pace. Castiendi beni di atteso sono ragi. E pensendi canto bragi di sa natura. Mengiano mi indiscido in s'apposento, solo, senza de nessuno compagnia, de buon umori, pregiao e contento. Su bisu accabao, a barra da sa nostalgia, de bolai artu, attento, in movimento, ispesi in terra e torro a sa vita mia. Ita cosa bella che è sta bisai, me visu poteu subito i disigios chi teneuso e chi canquota timeuso vinta se dusunai a bogiatta. È vero, se vuoi quando uno bisa a volta da fare di bisus de disigios, come te quando poi di desigiare una femmina, ma funti bisus che non puoi contare a altra gente, funti come te che sia un segreto. E su bisai è sempre bello, poi te volta su bisu è su pensamento che uno vuoi tenere entro de dì e a sua notte magari si crocca con questo pensamento, de solito bello, e lo bisa da magari poco tempo su dessa notte, però este come te nai, un disagio, un pensamento che attento in 3D, che a sua notte ci arrennesce da bisai, a volte cosa bella, a volte cosa mala, ma naturalmente ci conti cose che dei bisu sono fatte a contare a altra gente. A barato segreto per questa persona, insomma. E commenti a nau tui, bisu su cinda bello su e leggo su vu, poiché in sa poesia cosa tua e sentendo bello bisu de pilloi chi bollata e andata de matta in matta, però canquota hanno funtaici bello su. Certo, poi a volta come ti viene di prima, c'ha bisu bello su come te quando uno disegna da picciocca, ma c'ha di bisu su bello su proprio come te su dessa poesia, che me da volta desigiavo su una cosa che non c'era nessuno a fare in sa vita, poi te non è sa portata nostra, de poi di bollai. E sa poesia de prima n'era proprio gusto, che a volte desigiavo de bollai, po' biri sa terra, i somini, sa natura, de sartu, e bollai di avata satra, e quindi abbi con un trogo su che è sa vita, debi de accogliere de matta a matta, e de renni un modo diverso de bi sa vita. Ma questo è barra da un bisu, e difatti quando a mangiare sono decidato e ponevo sospesi in terra, devo comprendere che sa vita è tutta altra cosa. Però fa sempre piacere a fare bisu su di questo tipo, perché uno si deve essere pregiato e contento dopo una notte di sonno, insomma, e un bisu specialmente di questo tipo. Poi c'è di bisu leggio puro, non so, si piace da contare i bisu bellos, ma bisu leggio purtroppo non deve tutti, magari de un tipo o dell'altro, ma ci funti questo puro, ma spero di contare sempre i bisu bellos come su disegno de bollare come te spillos. Biu che hai scritto un bello libro che si nada proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editori in su 2019, leggi anche un bello diccio che grazie di bei con questa poesia.
O dicio che poi andai bene a questa poesia del suo biso, poi adesso, esti tutto scimingiao. E come intesti a essi scimingiausu? Scimingiao è quando someni, dopo essere fatto un biso, oppure dopo che sei dormito a tutto notti, si indivisa da a mangiare scimingiao, stontonao, magari appena a posto spese in terra del sul letto, e ancora questi stromboli di avata satra, e noi sta ancora come tenere ben piantato in terra. Ma scimingiao può essere con cavuro, poi te uno appena si indicida da come tenai, su modo pensai, noi è come te quando a intredica e uno è più lucido de conca ci arrennesci a pensare e a fare cose in modo pruso all'estero di come te cande pesao, poi te appena pesao pare che uno non tenga idea clara, ecco poi te una rausa che esti tutto scimingiao. Io riferivo ai gusto che uno dopo che si indivesa non te ancora idea clara, sa parla dopo che lo scimingiao poco anche un minuto insomma. Tesa a regione, tocca da si vonni molto paghe documenti in macchina sa può regionare i vei. E quanto dici che poi di grazia ai vei con su bisai i tapoi dessi? Tipo Samori e Sudussi non si può intiguare. Non fai finta di non essere innamorato, veroso? Quando sono innamorato, a chi è abituato a conoscere in periodi normali, non fa da guai perché te un modo di fare sicuramente diverso. Te un modo di fare che si concorda da si visti in un altro modo, si gasta tua femmina con un luogo diverso e quindi sono innamorato, non ci arrennesci da qua questo innamoramento e di conseguenza te di un modo di fare che meta diverso da altri periodi poi te che proprio s'amori ti porta dai gusto a sagonca a pensare fette a sa persona innamorata trascurando su che punti altre cose che magari faria sta normalmente in modo più normale come te sempre insomma. E proprio a forza di sta natura questo amore, contami che quattro cosa che narra sa gente antica a su questo amore e si innamorausu. È una cosa che poi grazie bene, così innamorato e che vai da arrivo, e questo è sto dice, nasce apposta da questa gente, vuoi arrivo, esti, sa femmina prangidi, sa di de sa goia, somini appustisi. Questo è paghetto mallo, spiegami tu. E sa femmina prangidi, sa di de sa goia, ma prangidi vuoi che è contenta, vuoi che ha raggiunto il suo scopo della vita sua, se si goiai, e somini su, si innamorava su picciocco su. E quindi prangidi di felicità, insomma. Nanta che poi ci sono i prangidi apposti, si può ita. Poi te che sono dopo goiao, devi cominciare a cambiare modo di fare. A vestire per spago, a frequentare per spago con amici, poi ita. Poi te che devi parlare con sa popiglia. E quindi su prangi apposti o li hai gusto. Per spago libertà, per spago amici, per spago bessidas. E per spago divertimento, su quelli che conoscia prima, amici o parenti o vicini del domo. Ma naturalmente potranno mettere preso compagnia a sa femmina che ha cogliato e quindi a sa popiglia che dai in domo insomma. Manco malli che sta cosa può arricchi, non casa non sia da cogliare veramente nessuno su. Devo ti ringrazio poi ti stati fatto a rimeda oi bu e grazie a questa poesia a sube su bisu. Mi ha fatto piacere a me pure a essere fatto compagnia. Per io se si torna a intendere all'estero con un'altra poesia ancora mancare per usare di questa. A tra volta sa. Deo bollata.